passione che spinge alla ricerca di nuovi elementi storici e folcloristici di un luogo e del suo popolo. Fa sì che si possano tramandare e tutelare nel tempo le tradizioni, le peculiarità e caratteristiche di una identità strutturata nel tempo degli stessi. Grazie al costante ed appassionante lavoro di ricerca del maestro Traisci, possiamo divulgare e tramandare altri elementi che trattano di canti ed altre forme del folklore di Castel Volturno. Il primo brano che vi proponiamo è un canto a distesa o a fronna, che ci è stato gentilmente eseguito dal signor Santoverde. Questo canto a distesa racconta di un corteggiamento dove un ragazzo invita la sua amata nel casolare in campagna, ma la fanciulla, rifiutandosi, gli dice che andrà con lui solo dopo che avrà indossato l'abito nuziale. Come si bella assai stasera, più belle mo, non daggi questa mai da tutta la vita. Poi vincen, campagnetta di tango voglio. Te voglio bene, te voglio bene per tutta la vita. E frate mio, ma quando vedrei queste spose, e poco tempo può aspettare una testa mia. Rammeno masa, pizza che base non vanno per te. Aspetta ancora, quando mi metto lì vestiti e sposo. L'altro canto reperito è una simpatica cantilena che narra di un uomo che si rammarica e lamenta perché è scontento del suo matrimonio ed è invidioso dei ragazzi che, spensierati, si godono la gioventù. Però verso il termine del brano ascoltiamo che già a quei tempi si lamentava la carenza di lavoro e la possibilità di crearsi un avvenire. E stunzurate, musolagne, capire ancora i giorni che compagna. E dice mamma mia mi son guaiate, i macceresse per stampamità, quando pagazzi i giorni per tornare. E si trovasse una vecchia maraviglia, e mi vennesse a mogliarmi con tutti i figli. Mi pare che già l'acqua si è imbrugliata, meglio solo che sta male accompagnata. E giovinotti, sti paese, invece non giurà morire in bise, e specialmente che la fatica non si trova. Non passa innanzi, non potete come tenete la forza di mensurare. La cultura popolare di una terra e del suo folklore sono strettamente legate ai culti religiosi. L'uomo, sin dai tempi remoti, ha sempre avuto l'esigenza di pregare e di rivolgersi ad un essere supremo. Grazie alla devozione ed alla passione della Signora Immacolata Traettino, detta Immacolatina, si sono tramandate alcune preghiere in dialetto castellano che gentilmente ci ha recitato sua figlia, Anna Maria Panico. Immacolatina era la custode della cappella di San Rocco a Castel Volturno ed era donna di grandissima devozione. In questa breve ricerca abbiamo voluto inserire 6 preghiere per far comprendere quando è grande la fede e l'amore per il culto religioso di questo popolo, tanto da pregare addirittura il dialetto.
La preghiera in dialetto o in lingua locale anticamente era strumento di un avvicinamento più stretto con Dio. Di solito ci esprimiamo in italiano o in forma più convenzionale, ma quando si adopera il dialetto vuol dire che tra i due interlocutori c'è familiarità, c'è amicizia, c'è amore. Quello che chiediamo e diamo a Dio affinché ci assista e ci protegga. La prima preghiera è dedicata a Santa Brigida e narra un dialogo che la santa ebbe con Gesù. Santa Brigida giunocchiata steva, a Piera un crocifisso che piangeva, con una torcia allumata in mano e con un'altra mano teneva una corona che pregava. Portavano un libro che non giù rivelava. Scioglimi Cristo dal mio intenzione, rivelami la Santa Passione. Gesù Cristo rispondette, insieme con Santa Brigida parlava. Brigida Santa, al mio nome ti sei innamorata. Io ti perdono quando mi hai offeso, e le rivelava tutte le sue pene. La seconda preghiera rappresenta il modo più autentico ed antico da parte del popolo di appropriarsi della preghiera ufficiale della Chiesa. O Regina del cielo, o sovrana maestà, che sta grazia che ti chiedo, tu me le fa. Fammelo Maria, fammelo per carità, per l'onore che riceviste dalla Santissima Trinità. Scende l'angelo dal cielo e ti viene a salutare. Ti saluta e poi si inchina e dice: Salve Regina, Madre di misericordia. La terza preghiera è un bellissimo Padre Nostro. Padre nostro di Natale, sono le feste principali, che nasce nostro Signore in una misera mangiatoia. San Giuseppe Vecchierello, a Maronna Verginella, che luceva come una fata, come una rosa spampanata. La prossima preghiera è un'invocazione esorcizzante che veniva detta il 15 agosto in occasione della festa della Madonna Assunta. È la trasformazione popolare dell'immagine di Maria, che tiene il serpente, demonio, sotto i piedi. Brutta bestia fatta là, che con me non c'è che fa. Oggi il nome della Vergine Maria mi faccio 100 croci e 100 Ave Maria. La preghiera della notte, che i genitori recitavano con i figli prima di andare a dormire, per affidarsi a Dio. Si è sempre pensato che il buio della notte fosse tenebroso e di conseguenza intimoriva grandi e piccini, e per sfatare queste credenze popolari si ricorreva a preghiere simili. Mi cocco in sto letto, Maria in sto petto, i dormo e essa veglia, se è qualcosa mi risveglia. San Giuseppe me padre, a Maronna me mamma, l'angelo mi so parente, dormite creature e non avete paura di niente. Molto probabilmente la prossima preghiera è legata al giudizio di San Giovanni e all'Apocalisse. È possibile che la recitavano come deterrente contro il male. Verbo di Dio saccio e verbo di Dio voglierisce, verbo di Dio di nostro Signore che sta in faccia a quella croce, alto e bello, con un raccio in cielo e nato in terra. San Giovanni esposto steva con un libro d'oro in mano che leggeva, o peccatore o peccatrice, chi sa il verbo di Dio che se lo dice, chi non sa che si faccia insegnare, che in punto di morte sarà spiegato, con mazza di ferro e frusto di granata. Queste preghiere fanno parte del bagaglio folcloristico, religioso e culturale di Castelvolturno ed insieme alle canzoni e filastrocche che abbiamo raccolto e pubblicato nel precedente video riescono a farci conoscere meglio l'identità e le origini di questo paese. Con l'augurio di reperire nuove testimonianze e ricordi, vi diamo appuntamento al prossimo video.